magia è ovunque, magia è l'alba, magia è il tramonto, la magia è la vita che è dentro di noi, è la vita. Ma quando qualcuno vi fa vedere che il bianco è nero o viceversa, che vi propone lo straordinario ai limiti della logica, questa non è magia, questo è un prestigiatore. Bentrovati in questo nuovo appuntamento di Die Pro Die. Noi ci siamo trasferiti dal nord della Sardegna al sud perché siamo a Selargius e siamo venuti a trovare un amico. Lui si chiama Alfredo Barrago, un grande artista. Ciao Alfredo. Ciao Paul. Raccontami intanto perché creare un piccolo teatro come questo. Allora, sì, questa è la scuola d'arte magica Harry Houdini, l'abbiamo intitolata al più grande illusionista di tutti i tempi. La voglia di restituire una parte di esperienza, in tanti anni si imparano tante cose, poi viene voglia di insegnare qualcosa a qualcuno, di vedere risultati anche sulle altre persone. Ma quando qualcuno ti dice, ma scusi signor Barrago, ma lei, dico a lei, proprio lei, ma che mestiere fa? Te che gli risponde Alfredo? Beh, insomma, un mestiere come tutti gli altri con in più la bacchetta magica, quindi alla fine è una forma di spettacolo, insomma. Illusionista può essere il più vicino a quello che faccio. Vedi, illudere significa, non so, tu mostri questo ambiente magico qui in questa sala e a un certo punto vedi dal nulla le carte, poi le carte le puoi anche consegnare al conduttore, ma tanto il conduttore ne ha sempre delle altre, quindi si può così mantenere un po' di fanciullezza facendo un lavoro certamente abbastanza desueto. Tu hai creato questo piccolo spazio che in realtà non è un teatro, bensì è proprio un'aula di lavoro per insegnare agli altri ciò che tu in tanti anni hai imparato. Cosa significa per te conoscere questi ragazzi e insegnargli poi un mestiere, chiamiamolo pure un mestiere, o comunque un gioco, che è quello della digitalizzazione, che non riesco mai a dirlo. Prestidigitazione è l'abilità manuale, praticamente la manipolazione, cioè le carte vanno dietro la mano, guarda, stai attento, vanno dietro, si nascondono dietro la mano, poi tu mostri la mano naturalmente da due parti, le carte sembra che non ci sono più e poi ci sono. Vedere questi risultati sulle mani di ragazzi di 20 anni, anche più piccoli, è stata una cosa davvero emozionante. Sai, io col mio amico Ennio Niedu abbiamo detto facciamo una scuola di magia, che è una cosa che manca in tutta Italia. In Italia non c'è una scuola come questa. Male che vada faremo solo la nostra sala prove qui dentro. E invece abbiamo fatto scoppiare la febbre della magia in Sardegna. Tantissime persone, tu pensa che abbiamo già una quarantina di soci e credo che abbiamo già individuato 2 o 3 ragazzi che fra
20 anni con un po' di costanza saranno dei veri prestigiatori. Tra 20 anni, Nel senso, lo possono essere anche molto prima, però dico 20 anni perché in questo mestiere l'esperienza purtroppo, ecco, non si può apprendere, non si può comprare. Raccontami come nasce la tua esperienza con la prestidigitazione, come che si dice? Prestidigitazione. Dici bene, la Sardegna, che dicevo adesso è anche l'unica terra che ha una scuola di magia, però è la terra che ha meno prestigiatori, meno tradizioni, cioè ce n'è uno a secolo a quanto pare. Prima di me c'era il mago Cesello, che mi piace sempre ricordare, che era un signore molto per bene di Serrenti, che faceva l'illusionista di mestiere. Abbiamo dedicato a lui uno spazio con i suoi oggetti e quindi è straordinario come forse riusciamo, se non è una parola troppo grossa, a cambiare il corso della storia della magia in Sardegna, perché sai, un prestigiatore a secolo, zero tradizione, qui ci sono solo cantanti, comici, attori, eccetera, ballerini. E quindi adesso tutti questi soci, alcuni dei quali con un entusiasmo sorprendente, ci fanno ben sperare. C'è un sito internet, c'è un numero telefonico, lo mandiamo in onda in sovrapressione in questo momento. C'è un sito internet che è udini.in, come Domenica In, e poi l'indirizzo di qui è via Dante 45 Selargius. Noi ti ringraziamo, l'appuntamento per quanto concerne Die Prodi è alla prossima puntata. Grazie a tutti e buon divertimento e mi raccomando, venite qui a Selargius in via Dante a conoscere meglio questo mondo della prestidigitazione e questa volta l'ho detto. Ciao a tutti.